Stai là, non ti muovere, stai tranquilla, stanno arrivando. La furia delle acque non ha risparmiato Crotone, paura e danni. 400 le persone evacuate da un complesso residenziale in località Margherita. Nella zona la prefettura ha disposto servizi antisciacallaggio. Il sindaco della città pitagorica, Ugo Pugliese, ha disposto inoltre l'immediata chiusura di tutte le attività commerciali e degli uffici pubblici. Qui invece siamo a Cirore, stiamo nel Crotonese dove con l'ausilio di gommoni i vigili del fuoco hanno raggiunto i box e salvato i cani, 250 in tutto dell'Oasi Argo. L'allarme era stato lanciato via web e sul posto sono giunti anche molti volontari. Sul territorio è allerta rossa, chiusi infatti i ponti a rischio esondazione quali il ponte sul canale Tuvolo, affluente dell'Esaro, che viene costantemente monitorato. Circa 500 le segnalazioni di interruzione di energia elettrica e di linee telefoniche interrotte nel comune di Ciron Marina, mentre a Isola Caporizzuto, lungo la strada provinciale, è crollato un piccolo ponte ed un'auto è precipitata senza conseguenze per gli occupanti salvati dalla polizia locale. Nelle prossime ore previsto l'arrivo dell'esercito.